Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo tornati su MotoGP Fioi e siamo al Saxony, finalmente ho fatto una qualificazione con la pioggia, però 29esimo posto, proprio disastro puro. Adesso il tracciato è bagnato ma c'è il sole raga. Comunque ho proprio cannato, adesso c'è anche la telecronaca anche per la Moto 2, c'è per la Moto 3, quindi hanno sistemato questo bug. Beh ragazzi andiamo, però sono un po' in depressione perché ripeto, ho fatto veramente una qualificazione da cioccolataio abbastanza obeso. Dopo tante belle qualifiche è arrivata la qualificazione di merda. Ocio. Ho ucciso qualcuno, la cosa è abbastanza ufficiale. Qualche altro morto in pista. So, con la pioggia gli errori sono detto che la CPU sbaglia di più, speriamo sia vero. Però non mi aspettavo una qualifica così negativa sotto di lui, per forza, cioè più che altro non l'ho mai beccato, quindi è chiaro che sono abbastanza impreparato al riguardo. Ocio Kume, bravo. Siamo 18esimi, siamo molto indietro, oggi non pretendo di fare grandi cose, ormai la qualifica è nata così. Diciamo dai che ho fatto l'anno in più in Moto 3 per prepararmi meglio alla Moto 2, mettiamola così. Però siamo fuori forma, Fioi, cioè sto giocando pochissimo a MotoGP purtroppo. Diciamo che ho troppa voglia di giocare a Formula 1 e quindi... e quindi va così. Madonna, però neanche proprio così scandaloso, però dai Fioi. Se penso che Saxary una volta era un tracciato favorevole, adesso, almeno davanti alla Rossi 2.0 sì però, Comunque oggi sicuramente non vado a punti, questo è poco ma sicuro. Dopo una qualifying session brutta brutta. Siamo contro Sasaki. Mamma mia, che cesso di gara, mamma mia, niente. Proprio non c'è il setup qui in Germania. Non c'è proprio un setup corretto, quindi la gara va così, pazienza. Dopo tanti bei risultati positivi è arrivata la battuta d'arresto pesante. Dopo la moto non va in sto tracciato, non andiamo. Non c'è niente da fare. Mamma che disastrum. Ah, non vedo l'ora di andare in MotoGP e fare i 5 giri. Niente, comunque male ragazzi, proprio one disaster. Solo se cadono in 19 posso fare bene. Mamma mia raga. Almeno qualche sorpasso cazzo per dare alla platea un qualcosa, perché veramente malissimo. Un 18esimo posto senza infamia e senza lode proprio. Dopo siamo lenti. Non vedo l'ora di togliermi dai coglioni sta moto, che sinceramente mi ha proprio deluso anche con i potenziamenti. Adesso mettiamo via soldoni per prendere una gran Moto 2. Io non sarò in forma e per carità, non lo metto in dubbio, però insomma, ho fatto brutti risultati nelle ultime gare, ho vinto podi, robe. Spero veramente sta gara è un disastro. La pista si è asciugata molto comunque, Catroia. Chissà se con più giri magari c'è il cambio della moto, non credo, però. Mamma mia che gara da cioccolataio raga, con tutto il rispetto per i cioccolatai.
Un 18° posto veramente vergognoso. Male, 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 vince Cabaret. Il Cume fuori da tutto. Mamma mia, ancora qualifiche sotto la pioggia. Adesso piove sempre, speriamo di no. Comunque 21esimi, niente con la pioggia, vado di merda. Si vede che ho guidato poco poco. Però possiamo recuperare in gara. Dai Fioi, crediamoci, perché non posso fare 2 gare così di merda. Dai Fioi. Voglio il recupero ignorante, lo pretendo. Voglio finire in Moto 3 in maniera decente. Buttati Cume, buttati cazzo. Ok, non male, non male. La partenza non è stata malissimo. Ok, siamo già 12esimi, ma attaccati ai primi. Se devo buttarmi proprio a kamikaze. No, cazzo, no, Dio, madonna, mamma mia che culo. Sto rischiando un po' troppo, però. 11esimi, ma potevo già essere settimo, secondo me, vabbè. Non siamo in forma, raga, non c'è niente da fare. Faccio qualche gara buona, ma poi mi perdo. Ottimo rientro. Buttati Cume. Perfetto. Nono posto, attaccati ai primi e gol. Dai Antonelli, fuori dai maroni. Tante sportellate quest'oggi, il Cume è aggressivo, Fioi, dopo la disfatta del Sachsenring. Dai che c'è Bagara davanti, qualche altra posizione posso recuperarla, cavolo. Buono. Dai che c'è Caviale Beluga. Ottimo sorpasso esternazzo puro, siamo ottavi. Dai che il primo giro sta andando. Il recupero c'è stato. Siamo pienamente in zona punti. Dai Cume, credici cazzo. Primo giro andato, però nei rettilinei mi supera chiunque. Queste sono le curve del Cume. Qua ho recuperato moltissimo. Siamo vicini a Mignolo. I primi ormai sono andati, però quinto posso finire. Però crediamoci, non rinunciamo a nessuna posizione. Siamo quinti e non sono lontanissimi. Un Cume curioso però, Da 21esimo a quinto ci voleva sta rimonta per il morale. Adesso devo solo completarla. Anche se i primi stanno veramente volando, I primi 4 sono di un'altra categoria per il momento, No, già finire in top 6 il campionato sarei contento. Con la Mahindra, anche se potenziata, abbiamo visto che è una merda atomica. Ok. Dai che no, adesso stiamo prendendo un po' la mano. Si vede che la prima gara era ancora un po' freddo. Ecco, sta curva l'ho presa di merda come in qualifica, è questo che ha fatto perdere tantissimo. E a caccia il Cume. E adesso sta per cominciare il final lap cumendiano. E il Cume ci sta provando perché ha a cuore questo Cume. Giro veloce di Frena Fenati.
non capisco perché non fanno la telecronaca di Guidone e Meda mentre si gioca, cioè proprio una volta. Cioè, c'era nei giochi del 1600, non c'è sui giochi del 2017. Cioè. Sono quelle piccole cose che ti fanno bestemmiare in polacco antico. Non siamo lontanissimi, ma ci manca quel qualcosa. Ci manca quel qualcosa. Ci sto provando anche, raga, ma la vedo molto dura. Ah, dai, comandino, dai. Cazzo, siamo vicini adesso, sto recuperando alla fine. Ma questo è anche un buon segno, vuol dire che sto migliorando comunque come parametri anche, che sono più forte. Però, so, il podio la vedo duretta. La vedo un po' dura. Un altro giro. Con un altro giro erano cazzi. Pazienza. Però ci siamo, dai. Guarda quanto vicino sono a Miraggio, puttana miseria. Occhio. Dai che finiamo quarti. Grande Cume, grandissimo, sono soddisfattissimo di questo quarto posto. Very, very godo. Da 21esimo ci sta. Buono, dai, intanto qualche acuto cumendiano c'è. Buono. Siamo sesti sempre, dai. Mira è sempre in vantaggio, ma di pochissimo sto anno. Cosa fa? Ma dai, deve essere contento, stronzone. Buono, raga. Poi il nostro compagno è una VIP, lo sappiamo. Soldini che arrivano, molto bene. Prossima gara, ragazzi, Gran Premio d'Austria. Raga, un saluto da Kumendo. Ve ne siamo. Ciao!